Quasi tutto pronto per la seconda corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna, una prova per cavalli di 3 anni. Sono in 6 al via, solo una fila piena dietro le ali dell'autostart, con favorita Coco Chanel Treb, con Marco Stefani oggi ingaggiato da Catch per la figlia di Ridley Express. L'alternativa Cico De Gleris avanti a Crusoe dei Greppi. Sono in partenza 1 Crusoe dei Greppi Gianvito D'Ambroso, 2 Cico De Gleris Maurizio Cheli, 3 Chuck Juice SM Roberto Vecchione, 4 Clelia dei Daltri Carmine Piscoglio, 5 Coco Chanel Treb Marco Stefani, 6 Corsaro di Mare Marco Basile. Allineamento che va a completarsi lungo la curva di sinistra, non tocca l'ala Corsaro di Mare con il 6. L'autostart accelera, sembra ritrarsi Clelia dei Daltri, fa lo stesso Chuck Juice SM. L'errore di Coco Chanel Treb, va davanti Cico De Gleris nei confronti di Crusoe dei Greppi, all'esterno c'è Chuck Juice SM, poi Clelia dei Daltri e Corsaro di Mare. Lungo la prima curva in vantaggio Cico De Gleris su Crusoe dei Greppi, avanza all'esterno Chuck Juice SM, i primi 200 passati in 16, con il figlio di Nesta F che ha rallentato decisamente il ritmo dopo aver preso la testa e ora ferma con all'esterno Chuck Juice SM che è un po' ardente nelle mani di Roberto Vecchione, costringe il leader a un 15,6 di paletto, 31,6 per i primi 400 metri di corsa. Vantaggio Cico De Gleris nei confronti di Chuck Juice SM all'esterno, poi Crusoe dei Greppi ancora Clelia dei Daltri, mentre si è ricongiunta dopo l'errore e si avventura per linee esterne Coco Chanel Treb. 47,7 per i 600 metri iniziali davvero sonnolenti, Cico De Gleris che guida, Chuck Juice SM all'esterno, Crusoe dei Greppi lungo i birilli, fa la seconda pariglia Coco Chanel Treb, ancora Clelia dei Daltri e Corsaro di Mare. 1,2,5 per il primo mezzo miglio, galoppa Chuck Juice SM che lascia Numero così Cico De Gleris indisturbato all'avanguardia. In seconda posizione Crusoe dei Greppi, prova ad avanzare al largo Coco Chanel Treb, ancora Clelia dei Daltri e Corsaro di Mare, Cico De Gleris in vantaggio, Coco Chanel che si impegna all'esterno con decisione dopo 1200 metri passati in 1,32,7 con una frazione in 15,1, in vantaggio Cico, Coco Chanel che rischia di sbagliare di nuovo, deve essere presa in mano, Crusoe dei Greppi che fila Cico, poi ancora Clelia dei Daltri, sposta Crusoe dei Greppi dalla scia di Cico De Gleris, la piegata conclusiva con una frazione in 15,3, Cico De Gleris in vantaggio nei confronti di Crusoe che va all'attacco del leader, sta passando Crusoe dei Greppi nei confronti di Cico De Gleris che prova a vendere cara la pelle, Crusoe dei Greppi passa e vince nei confronti di Cico De Gleris, al terzo Clelia dei Daltri. 1,16,9 il ragguaglio cronometrico, 15,5 la chiusa, 38 gli ultimi 400 per il successo di Crusoe dei Greppi, Gianvito D'Ambroso, Adrian Gioni, Davide Zanetti, il successo del figlio di Ghiaccio del Nord che fila Cico De Gleris tutta strada e in arrivo riesce a batterlo di giustezza, il successo di Crusoe dei Greppi e Gianvito D'Ambroso alla seconda corsa all'Arcoveggio di Bologna.